A Montevago con l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone si è svolto un sopralluogo al cantiere della vecchia chiesa madre dove sono in corso i lavori di recupero e catalogazione. L'assessore ha annunciato anche un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e la fruibilità ai fini turistici. Un ringraziamento è avvenuto da parte dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, nonché sindaco di Montevago. Ringrazio l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone per aver assunto questo impegno a margine di un sopralluogo. Oggi siamo qua, invitato e ringrazio il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo per aver voluto la presenza mia e quindi anche del governo regionale qua a Montevago, dove abbiamo voluto investire nella riqualificazione, nella ripresa, nella riscoperta di quelle parti, di una parte importante della vita ante terremoto. E questa chiesa, questa meravigliosa chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, che abbiamo riportato grazie al lavoro di un'impresa ma alla volontà determinata del sindaco, l'abbiamo riportata alla luce, alla fruizione di tutti i cittadini di Montevago e non solo. Questo proprio perché dalla propria storia, dalla propria memoria deve nascere anche una prospettiva per il futuro, per tanti giovani che devono comprendere come si viveva qua in questa meravigliosa cittadina, in questo meraviglioso contesto. Il nostro impegno è stato prima per riportare alla luce dalle macerie questa meravigliosa struttura religiosa. Dopo invece c'è un secondo finanziamento di circa 1,5 milioni di euro che servirà per metterla ulteriormente in sicurezza, per sistemarla e per preservarla per i prossimi decenni. La riqualificazione urbana passa anche dalla riqualificazione abitativa, da una importante politica abitativa, soprattutto di quegli immobili di edilizia residenziale economica come quelli che abbiamo nel nuovo centro di Montevago. Abbiamo preso un impegno, al sindaco abbiamo promesso e ritorneremo per questo motivo, cara Margherita, ritorneremo fra alcuni mesi qua a Montevago quando ti porteremo il decreto di finanziamento, degli immobili di via 15 gennaio, le 2 stecche che saranno riqualificate nella parte esterna, quindi tutti i prospetti, ma anche alla base, laddove dobbiamo riqualificare tutte le parti diciamo così accessorie esterne e in più anche uno sguardo agli stessi infissi. Insomma, vogliamo rendere più vivibile e migliore la qualità della vita di queste persone che abitano in queste palazzine. Ringraziare l'onorevole Marco Falcone, assessore alle infrastrutture e alla viabilità, per l'attenzione, e quindi il governo Musumeci, per l'attenzione che ha riservato verso questo territorio del Belice tutto e nello specifico per Montevago. Oggi con l'assessore, oltre alla chiesa, prima di venire qua abbiamo fatto anche un sopralluogo per quanto riguarda invece le abitazioni di edilizia popolare. Anche lì l'assessore ha constatato uno stato di degenerazione che c'è, e visto che nel nostro programma abbiamo parlato di rigenerazione urbana, la rigenerazione non può passare se non anche e soprattutto attraverso la riqualificazione di quelle abitazioni. Quindi anche questo è un impegno che ho chiesto all'assessore, sono certa che ci darà una mano.